Vino in Vino si ferma a Butrio e si ferma qui dall'azienda agricola Conte Attimis Maniago e siamo in presenza di Francesco Spitaleri qui all'interno della cantina. Cantina, come potete vedere, tutte botti di rovere da 50, ma poi ci sono anche quelle da 18. E chi è passato qui a distribuire praticamente queste botti, l'uomo di Conegliano, l'unico bottaio rimasto al mondo, è uscito molto contento, no Francesco? Perché è veramente una cantina spettacolare, dobbiamo dire, anche dal punto di vista scenico, ma soprattutto della sostanza. Quante sono le botti con dentro? Sono circa 20 botti da 50 ettolitri, poi la misura precisa di una botte la si sa quando la si riempie, essendo un prodotto artigianale, quindi la capienza può essere 50, 51, 52, poi ci sono alcune botti da 18, sempre in legno di rovere, e poi c'è anche un po' di presenza di baricca. Però in larga maggioranza botti, ecco, come il vino soggiornava un tempo, no? La famosa botti. Perché siamo venuti a trovarti? Questa è la domanda, perché siamo venuti a trovarti? Siamo venuti a trovarti perché avete preso come azienda agricola Conte Artemis Maniago le 3 stelle con il Tazeleng. E il Tazeleng ci sono almeno, possiamo contarle, 5 le aziende che producono il Tazeleng? A stare larghi forse 5. A stare larghi, ecco, è un vino autoctono. Sì. È un vino di nicchia che ha però bisogno di un procedimento molto molto serio e molto professionale. Adesso noi ve lo raccontiamo. Attraverso Francesco Spitaleri, l'enologo, noi andremo a visitare proprio questo Tazeleng. Come viene intanto allevato in vigna? Allora, in vigna si punta su basse produzioni per cercare di portare un'uva alla raccolta il più maturo possibile. Il grappolo com'è? Così? Un po' di più? Bello. È un grappoletto di medie dimensioni che a maturità noi cerchiamo di tenere abbastanza spargolo, nel senso che non serri più di tanto, che raggiunga una buona maturazione, che abbia una buona colorazione della buccia, che abbia una buona croccantezza della buccia. Non è dolce a mangiare l'acino, anzi. Diciamo che le sensazioni aspre a volte coprono concentrazioni zuccherine anche elevate. Però la sensazione aspra iniziale riesce a coprirla. Come il pignolo, è il fratello del pignolo. Fratello del pignolo. Senti, allora, la vendemmia viene fatta quando? Siamo in ottobre, grosso modo, metà ottobre. Metà ottobre si vendemmia. Sì. Si porta in cantina, che succede? Si raccoglie innanzitutto in cassette da appassimento, quindi quelle piccole, non quelle da 18 kg, ma quelle da 4 kg. Segue la strada della submaturazione, cioè va in cassetta. Esatto, diciamo, si privilegia di fare il massimo della maturazione in vigneto. Quando in vigneto il massimo è stato raggiunto, si va qualcosa oltre portandolo in sala di appassimento, quindi forzando ulteriormente la concentrazione, che può essere fatto per un periodo di 40-50 giorni. A questo punto ci troviamo in presenza di uve abbastanza appassite, possono aver perso un 20% dell'acqua che contenevano e possono essere iniziate le lavorazioni normali, quindi si va in diraspatura, quindi si leva il raspo, la parte verde, le bucce, la parte liquida vanno a fare la macerazione in vasca, una macerazione che può durare 10-15 giorni, a seconda anche della consistenza della buccia. Passato questo tempo il mostovino, ormai visto che ha fermentato, ha raggiunto il suo grado di colore, ha estratto i tannini, viene svinato, si fa la svinatura, vengono separate le bucce, si tiene il vino completa la fermentazione già qui nel reparto delle botti, arriva nei primi barrique, solitamente barrique da 2,25. Da 2,25. Poi da lì, quando soggiorna intanto nella barrique? Nella barrique, allora, innanzitutto partiamo con barrique non nuove, che è una differenza già abbastanza importante, quindi partiamo con legni che hanno già avuto prima del Tazeleng un altro passaggio di un altro rosso, quindi leggermente meno invasivi, e ci può restare grosso modo un anno. Terminato questo anno... Il Tazeleng, insomma, è vigoroso, riesce a stare bene, insomma. Sì, no, la barrique non spaventa. Non lo spaventa. Poi? Terminato questo anno, grosso modo 14 mesi, quando iniziamo a sentire che la barrique si inizia a presentare, a farsi sentire, rallentiamo il processo trasferendo il Tazeleng in legni più grandi, quindi si passa non più a barrique ma a botti di dimensioni superiori, 18 ettolitri ad esempio, dove la cessione di tannini e di sapore di legno viene attenuata e rallenta, mentre i processi ossidativi continuano e quindi il vino continua a maturare. Il processo completo termina nell'arco di circa 2 anni. Terminato questo periodo di affinamento in legno, i vini vengono assemblati,
quindi ci si appoggia in una vasca. Dicevo, il vino, ecco, non è che abbia subito alterazioni di legno, cioè il legno non è entrato nel vino, ma è rimasto nel giusto equilibrio. Lo scopo finale è quello. Il Tazelenghe, proporlo in una versione non fatta in legno sarebbe, credo, impossibile, perché è un vino che necessita del periodo ossidativo del legno. Però bisogna stare attenti alla finalmente... senza snaturarlo, perché altrimenti assomiglia a tanti altri vini, nel senso sa solo di legno alla fine. È giusto, cioè i 3 procedimenti, piccola, media, poi quella grande che gli dà il tocco finale, perché non lo invade, ma lo tiene permette al vino di maturare senza dargli troppo sapore, troppe cose aggiunte, diciamo, che non sarebbero riconoscibili. Fondamentali. Sì, credo che sia il passaggio alla fine più cruciale. Tolto dalla botte? Tolto dalla botte è un vino piuttosto sporco perché non è mai stato pulito, quindi si affrontano i normali passaggi di filtrazione leggera. Essendo un vino invecchiato non ha bisogno di particolari cose e lo si imbottiglia. Nella bottiglia sta lì? Nella bottiglia qui da noi, avendo la possibilità di avere una bottiglieria sotterranea, lo lasciamo 6 mesi minimo, poi se arriva anche a 8, 10 e magari anche a un anno, meglio ancora, coricato in posizione orizzontale a fare un'ulteriore maturazione. Questo perché tappiamo tutto con tappo in sughero e quindi c'è anche lì un minimo di scambio con l'esterno e quindi è un processo dalla vendemmia alla bottiglia e all'affinamento dei 6 mesi in bottiglia passano oltre 3 anni, per cui noi adesso andremo a bere il 2002, che è il vino vincente nella guida dei vini del Friuli Venezia Giulia, che ha meritato le 3 stelle, e andiamo a sentire se il legno è troppo invasivo nel vino o se il vino invece ha resistito ed è stato ancora più potente grazie alla mano dell'enologo che lo ha tenuto ancora con la vinificazione sua. Sì, questo è un vino dove ogni annata che si lavora si impara qualcosa, perché questo procedimento può sembrare complicato, nel farlo in realtà è frutto di continui assaggi per tastare il momento in cui è necessario che il vino resti pulito, diciamo, dal sentore di legno. È un vino vecchio, si sente che ha tempato? No, direi che come naso, così di prima sensazione, per noi che lo conosciamo, che l'abbiamo lavorato, c'è molto forte e marcata la sensazione dell'uva appassita, quindi di questa uva matura, di questa frutta matura in generale, profumi abbastanza marcati. Il legno si sente come sottofondo gradevole, ma che lascia uscire quello che è il vitigno, che questo per noi è l'aspetto più importante. Ecco, in bocca ha questi tannini virtuosi, ma non eccessivi, non avvolti nel legno, e ha questa speziatura, dobbiamo dire, dolce, bella. Sì. Sono spezie delicate, di grande durata perché uno continua a mantenere il sapore in bocca e compensate per un vino che deve il suo nome anticamente al fatto di presentarsi tagliare la lingua. Questo diciamo che assolutamente non la taglia, ma anzi piacevolmente a seconda il passaggio in bocca, anche con una certa dolcezza, una certa scorrevolezza. Bene, ci fermiamo qui. Dunque, vi abbiamo presentato questo Tazelenghe, premiato con le 3 stelle nella guida dei vini del Friuli Venezia Giulia, grazie a Francesco Ospitaleri che ci ha delucidato da come parte in vigneto la vite e come arriva qui, questo famoso passaggio, te l'avevo detto, no? Che sei tradicatore tra la natura e la civiltà. Ecco, questa è naturalmente la civiltà e noi lo possiamo degustare ampiamente. Ti saluto, ti ringrazio perché noi andiamo avanti perché abbiamo altre storie da raccontare. Cine e vini con il tuo Tazelenghe Annata 2002.